Ense che per il TG Poto sei a Cavriol stasera la Milla Prandelli l'ha presentata al Soleber che alla sala comunale del paese per il Soleber che l'ha fatta in Afghanistan, che comunque come più di vederla non è tanto, ma per sei gorgo tutto più eventualmente man parlo insieme a lei. E adesso ense che con la Milla domando a lei quando è andato in Afghanistan. Sono andata in Afghanistan 3 volte, la prima volta nel 2008, poi nel 2009 e poi tra il 2010 e il 2011 e l'ebbe il conto delle prime 2 volte che sono andata in Afghanistan. Ma sei nato a fare in Afghanistan che non te ne sai? Allora, mi lavoro come giornalista embedded e vuol dire che me dovia insieme ai militari, quindi esercito, marina, carabiniere, aeronautica e anche la Guardia di Finanza. Sono stata sia a Herat sia a Kabul e ho fatto un Leber fotografico che si chiama Sguardi di Pace, Guardiani di Pace, viaggio in Afghanistan al seguito delle forze armate italiane. Ora adesso che che Leber che allora, è Leber molvente ad euro e give alla parrocchia di Torbole Casaglia o scrivere a info@kissingthesky.com che è il mio editor. E Leber l'ho fatta anche come tributo, come ricordo per le vittime del 17 di settembre che erano militari della Folgore, che è stata la mia scorta, il mio pensiero va sempre a che è sempre nel mio cuore. Se che con l'assessore del CUMU e voglio domandare una roba, ma perché chi fa che la manifestazione? Si fa anche il CUMU perché la protagonista è originaria storicamente di Cavriol, è un motivo di vanto per tutti i noter e magari ritenuto opportuno presentare questo errado perché l'operato delle forze armate e dello stesso lavoro che la famiglia hanno pensato di fare conoscere a più tanto se possibile perché penso che per tutti già abita un lavoro di arricchimento personale. Poto, ora stasera è la conferenza e ha sentito la Milla che la raccontato tutte le sue avventure, ha sentito anche l'assessore Salogni di Cavriol e per il TG Poto di Cavriol che è tutto.